sorriso naturale e gli occhi profondi. Vederlo ci dava un grande senso di libertà. Oddio, non solo libertà, perché mia cugina, quel ragazzo più grande, lo guardava con ben altri occhi. A volte, quando sfrecciava davanti a noi con il suo motorino, lei si fermava incantata a guardare il solco lasciato dalle ruote dello stesso. Io guardavo lei e scoppiavamo a ridere. Ebbene, è passato molto tempo da quella volta. Quel ragazzo ha caricato molte altre strade nella sua storia, da importanti set cinematografici a grandi palchi teatrali. Ha scritto ed interpretato monologhi di spessore. Questa sera è qui con noi per presentarci il suo spettacolo. C'era una volta sì e tre no, non c'era quasi mai. Quando lo guarderemo sul palco, i suoi capelli mossi, il suo sorriso, i suoi occhi profondi, credo proveremo quello stesso senso di libertà di cui parlavo prima. Un solco lo lascia sempre Stefano, ed anche questa volta scoppieremo a ridere. Stefano Rota! Commovente sta roba, veramente, grazie. E adesso è difficile, voglio dire, no? Madonna che si... Va bene, grazie comunque, veramente grazie. Veramente. Allora, io comincerei quasi quasi. Cosa dite? Bene. Allora, innanzitutto benvenuti, grazie, l'ho già detto grazie 80 volte. Allora, la prima storia che io voglio raccontarvi questa sera, cosa sei? Si intitola Doping. Comunque non preoccupatevi perché Dopong ve ne racconto un'altra. Allora, correva l'anno 1988, cioè un anno che sudava, ma se ne fregava, un anno che aveva stile, diciamo, ma anche qualcosina di più, bisestile. Ma lasciamo perdere l'anno ammesso ma non concesso, quindi senza servizi che un anno possa perdersi da solo. Allora, il cielo in quel preciso momento era terzo, ma inspiegabilmente arrivò quarto. Voglio dire, meglio quarto che quinto, meglio quinto che sesto, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Il mese, novembre, mese dei morti, morto un mese se ne fa un altro, era dicembre. Natale era alle porte. Ping ping ping, ping ping, bussava, ping 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 ping. Bussava, ping 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 ping, bussava, ma nessuno gli apriva. Ping ping ping. Suo padre, Babbo Natale, era molto preoccupato. Marenna maiala, ma chi si è barricato in casa? Il fratello di Natale, Epifanio, un tipo che non portava le calze. Ho sbagliato qualcosa, scusate. Un tipo che non portava, che portava le calze, ma non se le metteva, ecco, perché le riempiva di dolci. Insomma, un tipo strano, sulla Trentina. La Trentina infatti esclamò: sì, ci sono stata, ma almeno l'ho fatta franca. Solo allora Epifanio si accorse della presenza di Franca, appesa al lampadario. Un testimone scomodo. Oh cazzo, come farà occhio? Franca, farmento, far fronte alla situazione. Mi accasciai al suolo, ma non perché mi sentivo male, per fare un ragionamento terra a terra. Allora decisi di prendere il coraggio a due mani, che però molto contrariato mi fa: oh cazzo fai, tira giù le mani. Dalla paura, vi giuro, mi venne un tuffo al cuore. Porca miseria, mi ero completamente bagnato e mentre cercavo di asciugarmi mi sono accorto che avevo un nodo alla gola. Perché me lo sono fatto? Per ricordarmi che avevo un cerchio alla testa. Allora andai in cucina per spremermi le meningi, ma non feci in tempo. Mi fischiarono le orecchie per avvertirmi che qualcosa bolliva in pentola. Mi avvicinai, aprì il coperchio. Ma no, cazzo, pesce. E adesso? Sgombro? Stoccafisso? Vado e torno?
Era evidente che non sapevo che pesci pigliare e comunque non avrei potuto mangiarli. Avevo un intestino terribilmente pigro. Nessuno mi aveva mai visto recarmi alla toilette, anche se prima, mentre aspettavo, prima di venire qui, sono stato dentro 2 ore in toilette. Voi belli che mangiavate. Defecavo in incognito. Facevo parte del KGB, chissà chi lo sa. Vorrei andare al bagno ma non posso. Allora, figlio mio, cagati addosso. Tu ridi. Ma io non potevo neanche riderci sopra. Ero troppo piccolo. Provai a riderci sotto. Andava molto meglio. Ma come fai a ridere? Se la mamma non ti ha mai fatto gli gnocchi. Sei orfano. E la battuta fa cagare. Non l'ho scritta io, l'ho scritta quell'altro di prima. Quello là era in bagno. Comunque capii in quel preciso momento che quello non poteva dirsi un giorno felice. Ma io, figurarsi, lo dissi lo stesso. Felice! Felice. E il poliziotto del quartiere stava passando in quel momento. Buttai l'occhio. E resomi immediatamente conto della situazione, sapevo fare anche di conto, per non sapere né leggere né scrivere, mi diedi un gran pugno nell'occhio che mi era rimasto. Anche a me mi ha fatto male. E dopo mi pesai la mano sinistra con il piede destro. Ero un mancino. E fu così che con l'occhio iniettato di sangue introdussi la mano la mano destra nella tasca sinistra, estrassi l'accendino, un Bic 38, e feci fuoco, colpendo Epifanio a bruciapelo. Morto carbonizzato. Vabbè, per fortuna, insomma, volevo dirvi che viviamo in tempi veramente difficili. Si sono coniugati, ma declinano ogni responsabilità. Per fortuna, dico, il tempo passa, l'uva anche, il pomodoro invece era già passato. Passata e fuga verso il pianeta Cirio. L'avocado, che cos'è? Un mestiere esotico? E lo sdattero, manco a dirlo? Dante, chi era? Poeta dell'olio? Piatti chiari, amicizia lunga? Parmigiano, come sta? Sempre in forma? La forchetta, quando è che si è posata? Coltello? E voi dite, guardate che la cultura alimentare è importante. Non è un caso se l'Italia, in forma di stivale, la pasta è il piatto nazionale. Non può essere un caso se in Italia si ragiona con i piedi tenendo le mani in pasta. E questo per quanto riguarda il primo. Di secondo, la gente si è stufata. Coglioni pieni? No, ripieni.